La questura di Padova ha denunciato una donna di 22 anni di origini campane, incensurata, accusata di aver truffato un'anziana 78enne padovana, invalida al 100% e costretta a muoversi su una carrozzina. Un uomo che fingeva di far parte delle forze dell'ordine ha contattato il marito dell'anziana, convincendolo a lasciare la moglie sola in casa in zona Terranegra e a recarsi in un ufficio di polizia per chiarimenti, in quanto sospettato, diceva, di essere autore di una rapina perché sul posto era stata vista un'auto con la sua targa, particolare ovviamente inventato. Subito dopo la truffatrice ha raggiunto la 78enne rimasta da sola in casa, con la scusa di controllare che i suoi gioielli non fossero quelli della rapina. La truffatrice riesce a farsi consegnare tutti gli oggetti in oro della coppia per un valore di circa 3.000 euro. Subito dopo però la vittima capisce che qualcosa non funziona, avvisando la polizia, e così gli agenti della questura, grazie alla descrizione molto precisa, risalgono a lei e la individuano mentre era in fuga a bordo di un treno e la fermano alla stazione centrale di Milano, denunciandola per truffa. Purtroppo i gioielli non sono stati recuperati. Inoltre il questore di Padova, Marco Dorisio, ha attivato la divisione anticrimine per l'emissione di un foglio di via obbligatorio da Padova con divieto di ritorno in città per 4 anni.